Questa sera presentiamo il nostro artista che è un docente dell'Accademia di Belle Arti di Verona, un artista che abbiamo acquisito da pochissimo ma che riteniamo assolutamente meritevole di far parte della nostra scuderia di artisti. L'artista in questione è Mauro Pipani, è un artista assolutamente interessante, è stato contattato da noi perché farà parte di un grande progetto The New Faustian World con il professor Raffaele Quattrone che avrà una programmazione partendo dal MUDEC di Milano, quindi una cosa veramente molto importante. È un progetto nel quale convergeranno 16 artisti di livello internazionale, di cui 5 italiani, fra i quali farà parte il nostro Mauro Pipani, e assolutamente nomi molto importanti dell'arte contemporanea internazionale. Mauro Pipani è un artista che dà scacco matto alla materia attraverso una creazione poetica dell'immagine che segue linee e orientamenti capaci di trascendere il racconto per essere solamente delle suggestioni poetiche. Il segno racconta, no, il segno semplicemente crea una direzione e soprattutto la superficie coltivata veramente con grande maestria tecnica da Homo Faber, attraverso una tecnica meticolosa, attenta e soprattutto continua nello stratificare e solidificare uno spazio, diciamo, capace poi di alleggerirsi completamente nella evanescenza del colore e soprattutto nelle suggestioni figurative del paesaggio. Quando la suggestione è semplicemente, come dire, indicazioni che sembrano arrivare non solo dall'inconscio ma dalla sapienza della nostra conoscenza, alcune ovviamente si esprimono con una certa forza, altre vengono completamente velate. L'albero lo ritroviamo spesso nei suoi quadri come elemento di riferimento di una natura che diventa per l'artista veramente il luogo della suggestione poetica, ma anche il luogo dell'esperienza umana. Una natura che spesso l'artista definisce ovviamente lesa dall'esperienza dell'uomo e di fronte alla quale semplicemente lo spazio bianco del silenzio e del raccoglimento e dell'accoglienza possono essere il punto di inizio di una nuova trasposizione del soggetto.